Purtroppo è successo così, una morte bruttissima. Mia mamma non lo meritava, anche perché era una persona buonissima, ha sempre fatto del bene a tutti quanti. È proprio una morte così. Come ripeto, non lo meritava proprio. Ci sono solo il dolore, l'amore e lo sconcerto di una figlia nelle parole della signora Antonella, accorsa sul posto non appena presa la notizia della morte della madre, travolta da un'auto nel primo pomeriggio all'incrocio tra via Pennella e via Tommaso Salsa a Treviso. Bertilla Gasparini, 84 anni, è deceduta sul colpo dopo l'impatto con una Hyundai i10 guidata da una giovane donna. Gli ultimi istanti prima della collisione sono al vaglio degli agenti della polizia locale, giunti nell'immediato accanto operatori del SUEM 118 e vigili del fuoco. L'84enne, come si vede dalla carrozzeria, è stata urtata dal lato destro della Hyundai con l'automobilista che probabilmente ha tentato di schivarla all'ultimo secondo. Sulla strada apparentemente nessuna traccia di frenata, da appurare se l'anziana fosse ancora sulle strisce all'imbocco con via Pennella o se stesse attraversando su via Salsa, questione di pochissimi metri, da capire anche se la Hyundai posta sotto sequestro stesse svoltando sulla via collaterale. Di certo Bertilla Gasparini, che abitava all'ultimo piano di questa palazzina a 50 metri dal luogo dell'impatto, era solita percorrere quel tragitto. La stessa Antonella, che ora chiede di fare piena luce sull'accaduto, aveva parlato con la madre al telefono verso le 12:30 in una giornata come tante segnata da piccoli riti e abitudini. Ogni sabato andava dal parrucchiere a farsi la piega. Poi si fermava al supermercato e oggi ha detto no, non mi fermo al supermercato, vado lunedì mattina, vengo a casa subito, che forse se andavo al supermercato era meglio. L'84enne, una vita accanto al marito Leopoldo Lorenzon, lascia oltre ad Antonella anche un'altra figlia, Franca, e i nipoti per i quali era una nonna sempre presente e affettuosa. Anche il cane che abbiamo, che è un bulldog francese, e gli dicevo sempre andiamo dalla nonna e lui correva subito, anche perché mia mamma amava anche gli animali. E nel passato di Bertilla anche quella che ora sembra una tragica coincidenza. È morta come suo papà, in una strada. Anche il papà suo è morto giovane, a 33 anni, anche lui in mezzo alla strada. E lei, che lo adorava tanto, ha fatto la sua stessa fine, purtroppo.